Intervista al sindaco Miccichè su scuola e vaccini. Sostegno del comune di Agrigento alle famiglie bisognose particolarmente colpite dalla pandemia. Orazio Guarraggi smentisce la propria candidatura a sindaco. Calcio Acragas, nuova medaglia d'oro per Giusy Parolino. Buongiorno da TVA Notizie. Inizio dell'anno scolastico e situazione vaccini. Arturo Cantella ha intervistato il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. Il sindaco di Agrigento, in vista dell'imminente apertura delle scuole, quali sono le iniziative che lei come sindaco, primo cittadino, intraprendere per la sicurezza degli studenti e degli alunni? Sì, sicuramente il primo obiettivo è quello di vigilare e di verificare il trasporto degli alunni nei vari istituti scolastici, quindi all'interno delle scuole un accordo, una collaborazione con i dirigenti scolastici che devo dire sono stati sempre attenti e lo saranno sempre perché sono ben organizzati. Una novità che io quest'anno voglio portare per ancora migliorare la prevenzione è una sanificazione periodica degli istituti scolastici a prescindere dalla presenza di positivi o meno. Questo è un impegno che mi prendo sin da adesso, in modo tale che quasi settimanalmente riesca io a sanificare tutti gli istituti scolastici. Sindaco, abbiamo visto che siete stati impegnati anche come amministrazione in collaborazione con l'ASPA ad effettuare le vaccinazioni all'interno delle scuole a Porta di Ponte, ecco, addirittura ieri alle donne in stato di gravidanza. Una sua valutazione anche come medico che fa? Sì, Agrigento è considerata una delle città più virtuose per quanto riguarda la percentuale di vaccinazioni in Sicilia, però da medico devo dire la verità che non sono ancora contento, voglio numeri molto più alti e quindi già avevo detto altrove, lo ripeto anche adesso, abbiamo portato le vaccinazioni quasi a casa dei cittadini, cioè organizzando le sedute di vaccinazione proprio negli istituti scolastici che hanno dato la disponibilità di impegnare dei locali. Quindi seconda tappa è stata l'apertura dell'hub vaccinale a Porta di Ponte in via Aldomoro, proprio per far sì che durante la giornata, perché l'hub vaccinale è aperto dalle 10 del mattino fino alle 23 della sera, quindi chiunque può andarsi a vaccinare, ma anche i ragazzi che la sera, specialmente del venerdì, del sabato e della domenica, frequentano la movida agrigentina. È uno stimolo in più, cerco di portare la vaccinazione quindi a tutti, alla portata di tutti. Speriamo che i numeri aumenteranno, perché penso da medico che l'unico modo per sconfiggere questa pandemia e per essere veramente liberi è la vaccinazione. Sostegno del comune di Agrigento per le famiglie bisognose che hanno risentito maggiormente della pandemia. Intervista all'assessore Marco Vullo. Arturo Cantella. Assessore Marco Vullo, un consuntivo dei fondi destinati dalle misure Covid per le famiglie bisognose ad Agrigento e sinteticamente quanto è stato l'importo erogato e le famiglie che ne hanno beneficiato. Sostanzialmente l'amministrazione Miccichè continua su quella linea che avevamo dato con un indirizzo ben preciso, cioè andare incontro a quelle esigenze di tutte quelle famiglie che oggi vivono in uno stato di povertà, comunque di disagio sociale ed economico, e attraverso i buoni spesa regionali abbiamo ulteriormente nella giornata di oggi pagato, in queste ore sta proprio avvenendo il pagamento tramite procedura telematica sui cellulari delle persone aventi diritto, questi importi che variano in base al nucleo familiare di buoni spesa da poter andare poi a consumare nelle attività commerciali che sono convenzionate con il Comune di Agrigento. È un'importante situazione che sblocchiamo rispetto a delle problematiche legate anche al bilancio comunale e arriviamo nuovamente a quelle famiglie che vivono la difficoltà causata dal Covid, ma non solo, e quindi queste iniziative, queste opportunità mettono nelle
le condizioni queste fasce sociali deboli della città di avere un po' di respiro. Non ci fermeremo a questo perché continueremo a predisporre ulteriori avvisi. Ne abbiamo un altro pronto per quanto riguarda fine ottobre, in modo tale che arriveremo poi all'erogazione nel periodo natalizio nuovamente dei buoni spesa per le famiglie che ne avranno bisogno, e cercheremo, come dire, di allietare il più possibile attraverso questa risorsa economica quelle famiglie che comunque si trovano realmente in difficoltà e a volte nemmeno a poter fare la spesa. Quindi andiamo sempre verso questa direzione e continueremo ad informare la città rispetto alle iniziative che l'amministrazione MCK e l'assessorato alle politiche sociali diretto da me farà. Un'iniziativa fatta anche grazie alla collaborazione dell'Associazione dei Volontari di Strada, che hanno contribuito anche, diciamo, ad accompagnare gli utenti nella guida dei soldi disponibili, insomma. Sostanzialmente va assolutamente detto e va fatto un ringraziamento particolare ai volontari di strada che continuano, grazie alla loro azione di collaborazione, a darci una grandissima mano d'aiuto nel venire incontro a queste famiglie nella compilazione delle istanze. Ma non solo questo, perché un ringraziamento va fatto, e ci tengo a dirlo, agli uffici comunali dei servizi sociali, che grazie al loro impegno e alla loro costanza e alla loro voglia anche di venire incontro a queste fasce deboli della città, hanno messo a disposizione delle risorse anche in termini di stress per poter arrivare in tempi stretti a dare l'erogazione. E un ringraziamento va senza ombra di dubbio dato agli assistenti sociali che in questo momento hanno un contratto a tempo determinato con il Comune di Agrigento grazie alle somme del Fondo Povertà che abbiamo sbloccato, e anche grazie a loro tutto ciò è stato possibile. Orazio Guarraggi smentisce ai nostri microfoni la sua candidatura a sindaco di Porto Empedocle e qualsiasi appoggio ai candidati attuali. Orazio Guarraggi vuole fare il punto sulle varie voci che circolano relativamente alla candidatura. Prima si è ritirato, poi la conferma di una nuova candidatura. Ma qual è la vera novità al momento di ora? No, diciamo che il problema nasce dall'incertezza di ottenere una aspettativa per potermi cimentare in campagna elettorale. Questa cosa è stata strumentalizzata ad arte, è stata pompata e sono stati anche raggiunti i candidati al Consiglio Comunale delle mie liste, sono stati, diciamo, tra virgolette, pressati per non dire minacciati o altro, e pertanto si è creato anche un clima di allarmismo, di depotenziamento dell'entusiasmo, e io sinceramente non ho tanta necessità di fare il sindaco di Porto Empedocle. L'ho fatto già 2 volte, l'ho fatto bene, ho dato tante risposte alla città e pertanto registro un clima di squallido, un clima di inquinamento a Porto Empedocle dal punto di vista comportamentale che sinceramente mi sta troppo stretto. Non mi piace più questa situazione, vedo che molti candidati si sono dirottati verso soggetti con i quali hanno fatto tante promesse di tutti i generi, e pertanto è venuto meno anche non solo il mio entusiasmo ma anche l'entusiasmo di tanti miei candidati al Consiglio Comunale. Pertanto io non ne sono più disponibile alla candidatura, volevo semplicemente risolvere tanti problemi della città, ho fatto 2 volte il sindaco quindi non ho la necessità di affiggermi la medaglietta, era semplicemente che con il mio contributo, con la mia esperienza, con la mia conoscenza del procedimento amministrativo e della storia amministrativa del Comune di Porto Empedocle, tutti insieme avremmo potuto risolvere tante problematiche, tante questioni. Ovviamente avrei potuto fare anche sicuramente un passo indietro, faccio il padre nobile, non voglio dividere ma voglio unire, vinca il migliore, e che io non sono con nessuno, circolano delle voci che io appoggio il candidato Martello. Smentisco categoricamente che io appoggio Calogero Martello. Non è vero, anzi, da questo punto di vista, non ho nessuna intenzione di farlo. Quindi volevo semplicemente smentire queste voci perché usano anche strumenti falsi, con messaggi, con fotografie di giornali ed altro. Pertanto, cari concittadini, cerchiamo di fare le cose per bene, scegliere il migliore, in modo tale che la città di Porto Empedocle possa avere un futuro più prospero. Come riporta oggi il Giornale di Sicilia, sulle amministrative del 10 e 11 ottobre il centrodestra punta su Totò Cuffaro, mentre la Lega va in ordine sparso. Per il quotidiano palermitano si tratta del primo test di una lunga stagione elettorale che vedrà l'elezione del sindaco di Palermo e del nuovo presidente della regione.
Domani a mezzogiorno intanto scade il termine per la presentazione delle liste. Concluso il piano scuola estate all'Istituto Anna Frank di Agrigento, un'esperienza che i genitori vogliono che si ripeta. Arturo Cantella. Si è concluso con successo il progetto Piano Scuola Estate dell'Istituto Anna Frank di Agrigento, un piano predisposto dal Ministero dell'Istruzione che ha consentito alle scuole che hanno aderito nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa in relazione allo specifico contesto territoriale e sociale di attivare delle azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte fragilità, per rinforzare e potenziare le competenze relazionali di studenti e studentesse, per recuperare la socialità almeno in parte perdute e accompagnarli quindi al nuovo anno scolastico. L'Istituto Comprensivo Anna Frank ha avviato ben 9 corsi di indirizzo sportivo, come ad esempio il pattinaggio, la vela, il basket, lo scherma, il padel, il tennis e la danza sportiva, la ginnastica e il calcio, cui hanno partecipato oltre 200 alunni che sono stati guidati da istruttori professionisti di varie associazioni sportive con cui la scuola ha attuato degli accordi di partenariato. I ragazzi di diverse fasce di età sono stati impegnati nei mesi di luglio e agosto in diverse tipologie di attività educative che hanno loro consentito, oltre il consolidamento di competenze prettamente disciplinari e soprattutto la scoperta di sé, delle proprie risorse e quello che hanno avuto la possibilità gli alunni di entrare in relazione con gli altri e a star bene insieme. Il dirigente scolastico Alfio Russo ha creduto nelle finalità del piano e ha espresso una grande soddisfazione per la realizzazione di un progetto che è stato predisposto e organizzato in tempi molto ristretti. I genitori, ampiamente soddisfatti dell'offerta formativa proposta, hanno chiesto che il progetto possa essere riconfermato anche per i mesi successivi. Uno stabilimento balneare è stato distrutto dal fuoco, grande paura per i residenti. È successo a Castel di Tusa nel Messinese. È stato un pomeriggio di paura e di fuoco quello di ieri per il borgo marinaro di Castel di Tusa. Un vasto incendio ha interessato un lido balneare. Diversi boati sono stati avvertiti dai residenti intorno alle ore 14. Poco dopo un fumo nero denso che si è alzato al cielo e ha coperto tutta la zona. La gente che risiede vicino al lido, impaurita, ha evacuato per precauzione le proprie abitazioni. La struttura interessata dalle fiamme è stata devastata. Il lido si trova proprio sul lungomare del borgo marinaro tusano. I soccorsi sono giunti sul posto dopo circa 40 minuti. Ad essere allertati i volontari dei Vigili del Fuoco di Mistretta e subito dopo sono stati aiutati anche dai colleghi di Sant'Agata Militello, che nel frattempo sono giunti sul posto provvedendo a domare il rogo e a mettere in sicurezza l'area circostante. A presidiare la zona anche i carabinieri della compagnia di Mistretta, i volontari della protezione civile Amastratina, il corpo forestale di Tusa e il sindaco tusano Luigi Miceli. Per fortuna al momento delle fiamme lo stabilimento balneare era chiuso, non si registrano danni a persone. Sulla natura del rogo stanno indagando gli inquirenti. Intanto si fa la conta dei danni, visto che le fiamme hanno ridotto in cenere gran parte del lido, un luogo tra l'altro molto frequentato dai bagnanti durante la bella stagione. Maria Giovanna Mancione, confermata presidente degli agronomi agrigentini. Arturo Cantella. Maria Giovanna Mangione viene riconfermata come presidente dell'Ordine degli Agronomi e dei Forestali per il prossimo mandato che va dal 2021 al 2025. Si è insediato ieri il Consiglio eletto con l'85% dei voti alla recente consultazione elettorale, composto da Maria Giovanna Mangione, Calogero Romano, Calogero Carlino, Maria Ala, Giuseppe Pistone, Luigi Fiore, Calogero Barbera, Salvatore Avarello e Nazareno Di Gricoli. Nel corso della seduta di insediamento sono state elette le cariche istituzionali, come appena detto Maria Giovanna Mangione nella qualità di presidente, Gero Barbera vicepresidente, Giuseppe Pistone segretario e Nazareno Di Gricoli tesoriere. Sì, c'è stato il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2021-2025, è stato il risultato sperato, magari anche atteso, però strepitoso. Abbiamo avuto l'85% del quorum, siamo stati riconfermati come Consiglio uscente, abbiamo inserito in squadra dei giovani colleghi con competenze di settore anche molto specifiche. Questi danno maggiore forza alle tematiche della categoria professionale che intenderemo portare ai tavoli.
tavole. Io sento di ringraziare ogni singolo iscritto che è sempre stato partecipe a quest'ordine, anche con le problematiche che ci hanno consentito di portare ai tavoli giusti i problemi quotidiani che ci troviamo ad affrontare con la nostra categoria professionale. Un sentito ringraziamento va anche a tutti i consiglieri, a tutti i candidati che hanno voluto dare proprio a servizio degli iscritti la propria disponibilità. Questo è un altro sentire comune, perché significa che comunque sentiamo e abbiamo a cuore quello che è il destino della nostra professione. È stato un risultato riconfermato nell'affluenza degli eventi di diritto al voto, che è stato già comprovato in passato per quanto riguarda il contributo ai NEPAP. Oggi abbiamo avuto questo segnale forte di tutto il territorio che ha sentito il diritto di voto partecipando attivamente a quella che è l'attività ordinistica. Io ringrazio prevalentemente il vicepresidente uscente, il dottor Enzo Avarello. Sono state riconfermate anche le cariche del nostro consigliere tesoriere, il dottore Nazareno Di Grigoli, il consigliere segretario Giuseppe Pistone, ed abbiamo nominato vicepresidente dell'Ordine di Agrigento il dottore Gero Barbera. Una grande squadra piena di progetti che vanno continuati per il quadriennio uscente, con tante attività che riguardano non solo tutto il territorio della provincia, ma tutti gli ambiti della legge professionale, che ci dà competenze specifiche in questo settore che riguarda il dottore agronomo e il dottore forestale. Uno degli obiettivi che vi ponete insieme alle altre associazioni, agli altri ordini, è quello di scendere in campo con un grande evento proprio sulla mancanza dei fondi del PNRR. Lei personalmente insieme all'ordine avete preso anche una forte presa di posizione in tal senso. Assolutamente sì, la nostra figura professionale è chiaramente a fianco alle altre. Con la rete delle professioni tecniche abbiamo un sentire comune per una problematica di fondo importante. La nostra provincia è stata, oserei dire, completamente dimenticata da quello che è il programma, il PNRR, quindi abbiamo la necessità di farci sentire insieme. Sono problematiche comuni, perché il territorio è un problema comune a tutte le categorie professionali. Lo stiamo affrontando insieme come rete delle professioni tecniche, proprio con un evento che a breve organizzeremo, coinvolgendo gli attori di governo del territorio e non solo, per una cooperazione tra Stato e Regione per ridare dignità anche ai fondi alla nostra provincia. Intervista al direttore della Caritas di Messina sulla tragica morte della clochard palermitana sulla scalinata di una chiesa. La città di Messina è ancora scossa per l'omicidio di Concetta Gioè, la donna trovata morta sui gradini della chiesa di Santa Caterina. In carcere, poche ore dopo il delitto, è finito Pietro Miduri, originario di Augusta e residente per anni a Furci Siculo e da qualche anno a Messina, dove viveva senza fissa dimora. L'uomo, di 70 anni, è stato messo alle strette per tutto il tardo pomeriggio di venerdì, quando gli uomini della compagnia Messina Centro dei Carabinieri lo hanno prima individuato e poi rintracciato nei pressi di uno dei punti d'accoglienza notturna della città per i senza tetto. Miduri è fortemente indiziato per l'omicidio di Concetta Gioè, 68enne clochard di origine palermitana, che aveva scelto Messina per proseguire una vita diversa. La donna è stata trovata sgozzata sui gradini della chiesa situata nella centralissima via Garibaldi. Gli inquirenti stanno cercando di individuare il movente. Sul grave episodio abbiamo sentito telefonicamente Nino Basile, direttore della Caritas. Per ciò che mi riguarda, io non mi riferirei nello specifico alla signora Cettina come ad una invisibile, anche perché la signora Cettina era abbastanza conosciuta nell'ambito della Caritas, ma anche di tutte quelle realtà cattoliche e laiche che si prendono cura giornalmente di Cettina e di tanti altri che vivono come Cettina. Cettina era nota soprattutto a quei gruppi che fanno riferimento al servizio alla stazione, ad esempio. Cettina era nota all'Help Center, Cettina era conosciuta nell'ambito del dormitorio La Casa di Vincenzo, come anche nella casa Aurelio di Provinciale,
Cettina era conosciuta, Cettina era affiancata, con Cettina si parlava quando la sera si serviva la cena alla stazione, come si parla con tante altre persone. Di Cettina si conoscono le origini, per certi versi anche la storia. Quindi certo, per i più che ascoltano notizie come quella che abbiamo appreso ieri, certamente la storia di Cettina può risultare come una storia completamente nuova, e quindi magari pensare che quello che sia accaduto sia semplicemente legato al fatto che Cettina vivesse la strada e non avesse una sua casa, ma credo che ogni singolo caso ha la sua storia, ha le sue motivazioni, il perché Cettina vivesse la strada e non avesse mai accettato di avere un punto di riferimento stabile. Quindi proprio nel caso di Cettina non è una classica invisibile, perché Cettina, ripeto quello che ho già detto, era conosciuta. Io punterei l'attenzione su quel servizio che viene fatto quotidianamente alla stazione, quel servizio che viene fatto all'Help Center, il servizio che viene fatto al centro Buon Pastore, il servizio che viene fatto alle mense, per cui la gente che passa da questi luoghi non rimane invisibile, è identificata non semplicemente per ragioni anagrafiche, per ragioni legate anche alla legge civile, ma viene identificata soprattutto per ragioni di fraternità. Ancora cronaca, a Casteltermini un uomo, un commerciante del luogo, è stato denunciato dai carabinieri. I particolari nel servizio. Fatto insolito è successo ai carabinieri a Casteltermini, fermato per un controllo, si denuda in strada e viene immediatamente denunciato. Infatti nella mattina del giorno 13 settembre i carabinieri della stazione di Casteltermini hanno denunciato a piede libero un 32enne commerciante del posto, ritenuto responsabile delle ipotesi di reato di resistenza oltraggio a pubblico ufficiale e di atti osceni in luogo pubblico. I fatti risalgono alla notte precedente, quando la pattuglia ha proceduto al controllo dell'autovettura Alfa 156 con 3 giovani a bordo che si aggirava per il paese. Nel corso del controllo il 32enne, che era alla guida del veicolo, ha mostrato quindi segni di insofferenza e ha cominciato a insultare deliberatamente i militari dell'Arma, operanti con frasi oltraggiose e offensive. Quindi a un certo punto, in segno di protesta, si è spogliato rimanendo completamente nudo in strada. I carabinieri di Casteltermini hanno così dovuto faticare non poco per placare gli animi e convincere quindi l'uomo a rivestirsi. Dovrà rispondere ovviamente delle accuse di oltraggio, resistenza e atti osceni in luogo pubblico. Spacciatori con il reddito di cittadinanza, operazione della Guardia di Finanza a Palermo con 9 arresti. No, io mandavo il tu buona meglio è. Tu pigli cosa buona che non è da pagliare. Già sono 5 kg come so piglio pure, ma già mi riesce solo 4 kg in meno. Ma faccio 1 kg e mezzo come piglio io, se c'è chi lo vuole, quando mi domanda c'è uno. 9 arresti per spaccio di droga tra Luzzenne e Carini. I finanzieri della sezione antidroga del GICO hanno eseguito all'albo un'ordinanza di custodia cautelare con cui il GIP ha disposto il carcere per 6 indagati e i domiciliari per altri 3 al centro dell'inchiesta coordinata dalla Procura. Un business, secondo le stime degli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria, da 1,5 milioni di euro all'anno. Gli arrestati sono Chemaes Lausgi, 33 anni, Salvatore Lofranco, 42 anni, Antonio Lofranco, 23 anni, Francesco Alamia, 28 anni, Maurizio Sciortino, 41 anni, Maurizio Di Stefano, 44 anni, tutti finiti in carcere. Antonio Giuffra, 27 anni, Francesco Gelfo, 31 anni, Antonino Velardi, 32 anni, questi ultimi invece ai domiciliari. Durante le indagini condotte tra l'inizio del 2018 e la metà del 2019,
militari hanno sequestrato circa 30 kg tra hashish, marijuana e cocaina, ricostruendo grazie alle intercettazioni centinaia di episodi di spaccio ogni giorno. Tra le persone arrestate nel corso dell'attività investigativa c'è anche un ex netturbino della RAP. Si tratta di Maurizio Shortino, sorpreso a consegnare le dosi mentre lavorava e poi licenziato per giusta causa dall'azienda. L'operazione, denominata Africo, ha permesso di far luce su uno strutturato e proficuo commercio di diverse tipologie di sostanza stupefacente nel comprensorio tra Carini e Zen, quartiere da cui partiva la droga che veniva poi smerciata nelle piazze della provincia. 2 degli arrestati, si legge nella nota, nelle scorse settimane hanno ottenuto il reddito di cittadinanza per un totale di 800 euro mensili, beneficio che verrà sospeso come previsto dalla normativa per effetto del provvedimento cautelare. Al termine degli accertamenti in chiave patrimoniale, finanziari incrociando i dati raccolti da alcune banche dati hanno accertato un'assoluta sproporzione tra i beni nella disponibilità degli indagati e la capacità reddituale dichiarata. Per questa ragione il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo a carico degli indagati di beni e conti correnti per un valore totale di circa 200.000 euro. L'operazione di servizio, conclude ancora la nota, si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo economico del territorio e di contrasto patrimoniale ai sodalizi illeciti, mantenendo alta la guardia sul fenomeno del traffico di stupefacenti, primaria fonte di finanziamento anche delle locali organizzazioni criminali. Infatti 9 sono accusati a vario titolo di spaccio di droga e secondo gli investigatori gli spacciatori avrebbero venduto fino a 100 dosi al giorno. Io faccio io 500-600 euro, ma a finire male 400 euro. Per un chilo di fumo meglio di tutto e spendo 1.700-1.800 euro. Le piazza puoi fare fruttare pure 3.000 euro, 2.500. Una panetta pigli 170 euro. Una panetta ce ne esce 480 euro, 450 euro. Per lì abbiamo tutto nemmeno, tutto peso di capo. Ma faccio un chilo e mezzo lo piglio, se c'è chi lo vuole, quando mi domanda c'è uno. C'ho visto che le pezzi che per non travagliare con me è più piccola la mia. Se no si può tenere lo zen. Ma tu paghi a capare. Tanto tutto il bex ce l'hai da 7 kg e bex. Poi tu c'hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 7, i 20 euro e 5 pezzi di 10 euro. Tornate uno che dice unico sui 10 euro. Le investigazioni basate su complesse attività di intercettazione telefonica ambientale, servizi di osservazione, pedinamento e riscontro hanno fatto emergere come alcuni degli indagati fossero uniti ancor prima che da propositi criminali da stretti legami parentali, tanto da poter tratteggiare quella che possiamo definire una vera e propria impresa criminal familiare in cui emerge la figura di un padre che in accordo con la madre è prodigo di consigli e insegnamenti per trasferire i segreti del mestiere al figlio. Peccato che nel caso specifico questi insegnamenti riguardassero le modalità di acquisto, cessione, taglio, confezionamento e custodia della droga, attività per la quale veniva coinvolta addirittura la nonna. Chi ti ha insegnato a te? A pigliare tutto, a fare tutta sana. Non è sana. Un spicciolo che c'è. E taglio, qui dai che t'amena. E ero pezzo ci puoi tessere, c'era che si zeppe tozzi. Tutto a fare un piazzo. Non c'è un piazzo, c'è un mano niente. Sentami, ma c'è cosa nana, non ancora. No. Che tu mo la vai, vai a stare a me. Perché? Ci stanno fanno la perquisizione. Lo Zen, oltre a essere territorio di spaccio, era anche luogo di approvvigionamento dello stupefacente che veniva poi collocato sulla piazza di Carini, in quanto lo Zen operava il soggetto di maggior spessore criminale, come tale riconosciuto anche dagli altri indagati, in grado di movimentare importanti quantitativi di hashish, cocaina e marijuana che nei dialoghi intercettati divenivano poi giubbotti, pesci, ciabatte o bottiglie d'acqua, termini utilizzati in modo illogico che chiaramente non riuscivano a celare la natura illecita dei traffici. Estesa era anche la rete di coloro che si occupavano della custodia e della consegna dello stupefacente. Complessivamente sono 26 gli indagati nel procedimento, fra i quali anche un soggetto che all'epoca dei fatti era dipendente della RAP e che per cercare di celare la natura illecita delle sue attività effettuava la consegna a domicilio della droga durante l'orario di servizio utilizzando i mezzi aziendali, convinto che così non sarebbe stato fermato dalle forze di polizia. Pausa adesso per la pubblicità, a tra poco.
28 anni fa l'uccisione di padre Pino Puglisi, oggi beato. Sarà l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice a presiedere domani, mercoledì 15 settembre, alle ore 18 in cattedrale, la celebrazione eucaristica in ricordo del beato padre Pino Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio, ucciso dalla mafia 28 anni fa la sera del 15 settembre del 1993. Come ha recentemente ricordato l'arcivescovo, a Don Pino Puglisi non interessavano altro che gli uomini e le donne affidati alle sue cure, il Vangelo. Il Vangelo accolto e vissuto ha sempre una ricaduta sociale per l'edificazione della città degli uomini. L'annuncio del Vangelo infatti sprigiona un'energia di bene che genera ed educa alla libertà, diceva ancora, alla bellezza, alle cose buone, alle buone notizie, alla buona carne, alle relazioni gratuite e costruttive, libere e liberanti. E così il 15 settembre ricorre il 28° anniversario del brutale assassinio di una delle figure più nobili e rappresentative per la società italiana, Don Pino Puglisi. La statura morale e umana di tale personaggio è nota a tutti e l'importanza delle opere che il sacerdote realizzava per contendere i clan, anche un singolo giovane diversamente da destinare alla manovalanza mafiosa, è riconosciuto universalmente. Pertanto il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei diritti umani, per commemorare Don Pino Puglisi, non riproporrà un excursus sulle sue meritorie attività, ma un percorso di approfondimento relativo alle vittime di mafia che nel periodo dal 6 al 15 settembre furono eliminate soltanto perché in qualche modo infastidivano i potenti boss. Operai, esponenti politici, poliziotti, guardiani, magistrati, donne e bambini furono travolti dalla violenza criminale di chi pretende di sostituirsi allo Stato e alle leggi, esseri umani differenti ma accomunati da un'unica sorte: opporsi all'illegalità, oppure essersi ritrovati nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Tanto vale la vita di un uomo per gli spietati sicari della malavita. L'efficacia del fatto criminoso, strumentalizzato d'arte dai mandanti, era determinata dalla sua intrinseca aggressiva visibilità, indizio di strapotere da parte della mafia sul territorio, che le cosche quasi ricercavano con attentati eclatanti. La paura e la punizione diventano un binomio indissolubile. I cittadini dovevano sapere che la disobbedienza non sarebbe stata tollerata, pertanto diventavano bersagli mobili tutti coloro che si rifiutavano di subire. Il triste viaggio settembrino parte con la storia del giovane Giuseppe Minoli, freddato la sera del 6 settembre del 2006. Il 7 settembre del 1990 invece furono assassinati a Palermiti Elisabetta Gagliardi, una bambina di soli 9 anni, e sua madre. Essa era imparentata rispettivamente figlia e moglie. Con un pluripregiudicato divenne un crimine intollerabile per la ferocia delle cosche. La storia di Iso è certamente una delle più emblematiche. Il ragazzo allegro e motivato, arrivato giovanissimo in Italia dall'Albania, cercava il suo riscatto attraverso lo studio e il lavoro. Idealista e coraggioso, non volle cedere ai ricatti del capolarato di Cerignola e non volle neanche fuggire il rispetto al pericolo imminente, morendo dopo 3 giorni di agonia in seguito alle ferite provocategli dai caporali. Il 10 settembre del 1981 alle 20:30 circa il maresciallo Bito Jebolella, in auto con la moglie Yolanda, fu colpito da 4 sicari mafiosi muniti di armi da fuoco. La lista davvero lunga per arrivare ad un Puglisi ucciso il giorno del suo 56° compleanno. Aveva avuto una folgorante intuizione Puglisi: evangelizzare e istruire giovani di strada per strapparli a un futuro di ignoranza, abominio e criminalità. Incontrava i ragazzi, dialogava con loro e infondeva speranza nei loro cuori. Molti hanno cambiato la propria vita grazie all'incontro con il sacerdote, il cui ricordo non verrà mai cancellato né dalla memoria degli abitanti del Brancaccio né dai cuori di chi continua a credere nella forza intrinseca della legalità, del diritto e della democrazia. E oggi c'è tanto bisogno di sperare nella forza delle idee, nel coraggio delle menti libere. E siamo giunti alla pagina sportiva. Calcio, campionato di promozione, vittorie per Camarat e Raffadali. Carmelo Lentini. Iniziano bene le squadre agrigentine del campionato di promozione Girone A, Camarat e Raffadali. Entrambi hanno vinto e capeggiano l'alta classifica dopo la prima giornata, sofferta la vittoria per il Camarat di Mimo Bellomo, che sotto 2 reti
La prima su autorete di Lafar e raddoppio di Pisciotta riesce prima ad accorciare con Cancemi e poi divora la rete del pari sbagliando un calcio di rigore con il prima per atterramento di Tortorici. Il pari arriva comunque nel secondo tempo grazie ad un calcio di punizione di Muratore. Sulle ali dell'entusiasmo il Camarat effettua il sorpasso 2 minuti dopo con e prima. Per quanto riguarda il raffadale di Angelo Mercante, la compagine giallo-verde passa in vantaggio al 65esimo e con un beffardo tiro di Curabba. Il raddoppio è di Sicurella che sfrutta un perfetto assist proveniente dalla sinistra. Il fulgatore di mezzo alle distanze sul calcio di rigore trasformato da Stabile per fallo su Genna. Infine ancora Curabba che fissa l'1-3 definitivo con un tiro all'incrocio dei pali. Comunque questi sono i risultati maturati dopo la prima giornata di campionato. Città di Carini Casteldaccia 1-2, Fulgatore Raffadali 1-3, Ganci Alcamo 3-1, Camarat Folgore 3-2, Partinico Audace Resultana 0-2, Castelbuono Lascari 0-1, Villabate San Vito Lo Capo 0-2. L'Acragas pensa ai giovani nati dal 2003 al 2006, uno stage a Fontanelle. Intervista al responsabile del settore giovanile Gioacchino Sardo. Allora, sono Gioacchino Sardo, sono il nuovo in pratica dirigente del settore responsabile giovanile dell'Acragas. Sono orgoglioso oggi come primo giorno di questo stage che è stato indetto per oggi alla ricerca di alcuni nuovi giocatori da inserire già in un contesto di squadra già che c'era l'anno scorso. Vogliamo creare nell'Acragas delle cose fatte per bene, come diceva la proprietà, l'Acragas deve essere un'azienda e quindi essendo un'azienda deve partire dalle basi. Le basi sono il settore giovanile, dal settore giovanile che si possono fare dei grandissimi risultati sia per la prima squadra sia a livello business. Quest'anno partiremo con la Juniores Under 19 che è di Sivoglia e sicuramente l'anno prossimo provvederemo a fare altre categorie. Com'è stata la risposta al primo stage? Beh, è discreta, molto buona, diciamo. Si sono presentati una ventina di giocatori, per cui altri erano indisponibili, ma si aggregheranno sicuramente quanto prima altra decina di ragazzi e alcuni magari già delle giovani dell'anno scorso. In futuro vi saranno altri provini, altri stage? Non è un problema quello, io voglio fare un appello. È chiaro che generalmente si privilegia la tecnica, però non è sempre così. Innanzitutto privilegiamo le persone che hanno un po' la testa sulle spalle, perché prima della tecnica ci vuole l'uomo, poi chiaramente la tecnica, magari chi non ha particolarmente tecnica, se ha quella caparbietà di inserimento, di cercare di essere sempre sul pezzo, si può sopperire sicuramente anche alla tecnica. Abbiamo esempi anche in squadre di Serie A, così non faccio nomi, ma ci sono anche dei campioni d'Europa che malgrado sia tecnicamente a vederli poco piedifatati, ma mettono tutta l'anima, la marcatura, la prestanza fisica e riesce a sopperire ai valori tecnici. Ai campionati italiani estivi di atletica leggera, nuovo record per Giusy Parolino con un'altra medaglia d'oro a conferma che il 2021 per la campionessa nel lancio del giavellotto è un anno ricco di soddisfazioni. Questa era l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.